Evviva, evviva! No, scherziamo, stavolta tocca a me. Il taccagno veste diverse maschere. Impara a riconoscerle. L'incontinente. Quant'è? Paga tutto lei? Sì. Allora, eravate in 5 persone, quindi sono 5 giri. 5 persone. Ma signore sta bene? Un movimento del palo. Scusa un attimo. Maria Vergine. Devo pagare? Ma no, hanno già fatto. L'hanno già fatto? Beh, grazie allora. Il moderno. Bancomat. No. Fuori servizio? Sì. Porca mona. Ciao. Impedimento tecnico, mi spiace, non devo pagare io, ma. Il sentimentale. Guarda qua. Fanne buon uso il tuo nonno adorato. Questo è un ricordo del nonno, prima di morire mi ha regalato questi soldini qua. Ma pensa a te, un uomo giusto, mio nonno. Onesto, generoso anche. Ci fai tu? Ma grazie. È caro tenerlo. L'arrendevole. Qua pago io, No, faccio io. Se insiste. Il nostalgico. 12. 10. 11. Ma sono lire. Sì. Non le accettiamo più. Ma come può? Ma da quando? Dal 2002. Ma non sapevo niente, ma non ne ha neanche parlato al telegiornale, per televisione. Ma pensa a te. Si stava così bene con le lire. Il futurista. Pago tutto io, in bitcoin. Un bit che? In bitcoin. Ma stiamo scherzando? Ma uno non può neanche essere generoso perché la gente è ferma a medioevo. Il disgraziato. Il giorno prima e per il giorno dopo a casa basta, si chiude tutto. Problemi, sì. Se ci penso alle disgrazie. Il can. La laica. Affezionatissimo. Sono battute. E ora? Bene, Il pezzo grosso. Quant'è? 2 prosecchi, 3 euro. 3 euro. Ciao. Solo questi? 500 euro interi, un po' un problema. Beh, grazie. Il saldatore. Grazie, arrivederci. Ma ragazzi, ci sarebbe da saldare. Da che? Da saldare. Pronti qua. Pago io. Grazie. Saldare nel senso di pagare, ma scusa, ma di pagare allora, no? Ma uno cosa pensa? Cosa capisce uno? L'influencer. Signorina, salve, mi ha riconosciuto, vero? Canale, influencer. Vabbè, senta, e qua tutto il discorso del giro, facciamo una bella fotografia, mettiamo su Instagram, tag locale, hashtag cool place, good wine, siamo a posto, no? No, beh, per carità, grazie. È che comunque sarebbero 42 euro. No, forse lei non ha capito, signorina. Io sono influencer, su Instagram ho 127.000 follower per ora, seguitemi. Se noi facciamo una bella foto col tag del locale, facciamo la pubblicità, il movimento sui social e dopo business anche per lei, no? Capito? Vabbè. Quant'è, signorina? Ha già pagato lui. Mi ha riconosciuto? Facciamo una foto? Mettiamo su Instagram? Facciamo una storia, dai. Grazie al mio amico che mi ha offerto da bere. Come ti chiami? Armando. Esiste solo una cosa peggiore dell'essere astemio. Essere taccagno. Il razzista. Quant'è? Facciamo la romana? Ma che romana? Sono mica te romi? A Allora romana. paga a te. Beh, piuttosto sì. Quant'è? Sono 51 euro. 50? Vabbè, 50? No, 51. 51. Ciao. Hai un euro per piacere? Grazie. Bravo. 51. Sembrano razzisti, ma è brava gente. E grazie comunque, Ci si dà una mano. Integrazione, no?